Bella raga, ciao a tutti dal Cubo, non Veneziano, siamo su Flight Simulator 2020 e oggi una tappa italiana, tappa insomma di città che probabilmente non ci saranno nel giro del mondo come indiano, nel senso, perché è chiaro che nel giro del mondo ci saranno comunque le città più importanti, quindi le capitali o comunque le città devastanti, non che Firenze, Fontanarossa e Catania non siano importanti, però è chiaro che se no ve ne fare un giro di 6.000 tappe, quindi ci dovrà essere comunque come si dice, c'è una scrematura ovviamente, tutto quello che non è nel giro noi lo portiamo. Quindi questa tappa dal Peretola, o il Peretola, lasciamo sempre la scelta di Firenze, il Fontanarossa di Catania. 420 miglia, 55 minuti di volo, siamo con la 320 della Vueling, di godo come un porco, meteo reale. Ok, tutto quanto, ok, perfetto, l'unica cosa è che ho abbassato qualche piccola impostazione perché oggi è veramente stronzo. Bisogna accettare il fatto che comunque il PC fa quel che può. E niente raga, ci becchiamo dopo il caricamento e vediamo di fare anche tra virgolette un tutorial, anche se raga non sono esperto, quindi lascio a persone più esperte di me e più professionali il tutto, io cerco di fare il possibile. Raga, eccoci qua. Allora, bella bella. Guarda che bello il Vueling, io amo questa livrea. Siamo al Peretola e godo. Allora, adesso con calma, con calma. Vai. Allora, l'ATC, però lo teniamo così. La telecamera, così ci vediamo un attimo l'esternazza del Peretola. Oh, Firenze è veramente, mamma mia, foto dei test, è veramente bastarda, eh. Niente, oggi va un po' così, pazienza. Vabbè, ok. Allora, la prima cosa da fare, almeno io faccio così perché all'inizio, cioè non... in questo momento preferisco. Facciamo le checklist, però le facciamo fare al copilota, perché se vedrà qualcosa anche quest'uomo, cioè c'è a chi piace fare tutto. A me sinceramente, cioè, queste cose a me non interessano per il momento, chiaramente. Dopo quando ho il PC nuovo, calmo, tutti gli FPS perfetti, è tutto regolare, allora se ne può parlare. Ecco, adesso lui mi dice di andare 11.000 piedi alla prima altitudine. Cosa facciamo? Settiamo 11.000. Scusate. Boh, basta. Un'altra cosa da fare però è settare queste due cose qua. Attiva direttore di volo e la THR. Questa che possiamo fare già adesso, così vediamo così, meno da fare dopo più che altro. Pagina completata. Boh. Questa è perché purtroppo devo tenere poco traffico in aeroporto, perché sennò ciao, muore tutto. Ok. Buono. Ground Airbus Echo Charlie, Golf Mike Romeo with Quebec ready to taxi IFR. Airbus Echo Charlie, Golf Mike Romeo roller attendere NEI Presi della runway 5 using taxiway Golf. Contader La Torre Solo 122.1 pronti. Dai, Vecious. Taxi to and hold
short runway 5 using taxiway Golf Airbus Golf Mike Romeo. Ok. Ok, ah beh, sono molto vicino anche, che culo, perfetto. Guarda che bello però, mamma mia. Anche con qualcosa, con qualche, come si dice, settaggio un po' più basso. Pagina completata. Ok, quindi questo ce lo chiudiamo, perfetto. Adesso teoricamente noi le cose che dovevamo fare le abbiamo fatte. Comincia il rollaggio come bandiera. La speranza di non fare 3 fps. Diciamo che da qua è più bello fare voli con aerei piccini e vedere il paesaggio, però boh, mi ispirava Pereto, la Fontana Rossa, l'ho fatto. Meno male che è anche veramente velocissimo, il rollaggio è piccolissimo per l'aeroporto di Firenze. Abbiamo mangiato un pacchetto di crackers, mi è rimasto tutto il gola, proprio un senso molto fastidioso. Tower Airbus Echo Charlie, Golf Mike Romeo ready for IFR departure runway 5. Airbus Echo Charlie. Va bene, grazie. La pista è piccolina ma ce la dovremo fare comunque. Cleared for takeoff runway 5 Airbus Echo Charlie, Golf Mike Romeo. Abbiamo il spoiler, questo lo sapete fare meglio voi sicuramente di me, quindi io li metto a 2. Teoricamente dovrebbe essere quella se lo ricordo male, ma io devi partire subito perché meglio così. Mamma mia, che laggata ragazzi, me coglioni. Ok, carrello su. E adesso quello che bisogna fare è questo. Allora, stai buono, questo e questo. Si clicca su AP1 per attivare il pilota automatico e cliccare con la freccetta verso l'alto per la modalità del... Oddio, aspetta un attimo però. Adesso bisogna fare la velocità che è importantissima. Settare su CL. Eccolo qua, CL. Fondamentale, basta. Noi nostro l'abbiamo fatto per la partenza. Ma la gatta paurosa, scusate. Adesso lui si sta allineando. E andiamo. Ok. Vediamo un po' l'esternazzo. Salutiamo Firenze. Il nostro Vueling, ce lo godiamo. Ok, perfetto. Guardate Firenze.
Eccola qua Florence. Going to 1 tree, 1 decimal, 1 Airbus Golf, Mike Romeo. Rome Center, Airbus Echo Charlie, Golf, Sì, Mike Romeo is at adesso dovrò risalire un attimo solo. 1,300 feet, climbing 11,000 feet. Airbus Echo Charlie, Golf, Mike Romeo, Rome Center, continue verso Kujix as planned. Adesso mi farà salire ancora, quindi mi preparo già. Adesso vediamo, ma la laggata che mi ha dato è spaventosa in partenza. 2, 1, 0. Quindi come sempre con la rotella del mouse portiamo a 2, 1, 0, freccetta verso l'alto, clicchiamo e lo stronzone è pronto a salire per 2, 1, 0. Ripeto, non è difficile, se la faccio io può farcela veramente chiunque. Andiamo in esterna. Ormai Firenze è un ricordo. Vediamo se riusciamo a fare un bel screenshot per l'anteprima. Tanto dopo ne scelgo sempre, me ne tengo sempre un po'. Però oggi mi lagga di più, no? Incredibile, ho abbassato anche qualcosa, ma è incredibile. Che palle. Va bene. Ok, siamo in salita per 2, 1, 0. E qua sta cominciando tra un po'. Ci sarà anche la pioggia qua a Venice. Aspettiamo il prossimo, la prossima altitudine. C'è un po' di vento, Secondo me conta tanto anche il meteo. In fatalità magari ho trovato un meteo perfetto in Sardegna, qua magari c'è qualche nuvola in più, qualcosa, e qua vedi il PC che comunque ricorda sempre un i7 4970, la 3.6 GHz, una GTX 1080, la 8 GB, 16 GB di RAM e un SSD esterno allo stato solido. Quindi insomma anche la disk esterna non aiuta certo a performance perfetta. Aspetta che su qua ci sarà un'altra. Perché messo 270 freccetta e ciao. Perfetto. 0 quota crociera. E ok. A posto. Facciamoci la solita esternazza. Guarda che bello però, mamma mia. Sublime. Qua vediamo. Wow. Che questa però è molto bella, Anzi, questa forse è più bella. Vai. Ciao. Sapete che io sono un po' pazzo di queste cose. Ok. Crociera. Siamo nella classica quota crociera. Esternazzo.
It's incredible, it's incredible. Beh, questa parte non l'avevo ancora vista. Non mi sembra malvagia. Ottimo. Vabbè, adesso raga possiamo anche rilassarci. Tanto non è che dobbiamo fare moltissimo adesso. Siamo ancora qua comunque. Siamo proprio... no. Bene, proprio, siamo tra poco sorvoliamo Roma, diciamo. Sì. Ok. Va bene. Perfetto. Mappa. Ormai stiamo lasciando, beh, abbiamo lasciato... stiamo lasciando la penisola per andare verso il Tirreno. Aspetta un attimo. Eccoci qua. Mamma mia che bello, figlio. Stupendo veramente. Vai. Vai di screen. Manca ancora, questo è un voletto più lungo rispetto a Olbia Cagliari. E godo. Allora 270 e godo. Sempre la solita cosa. Sempre la freccetta alta, ciao. Dopo a volte mi capita, per questo probabilmente perché sono una pippa, per quello dico che il tutorial del Comenda, cioè voi dovete divertirvi a vedere le vaneggiate, perché quando poi ci abbassiamo, che siamo nella fase di atterraggio, non uso più questo metodo, ma vado con la freccetta invece verso il basso, che l'aeroplano si setta sulla velocità che ho scelto io, quindi è un po' diverso, cioè è la stessa cosa in realtà ma diverso. Al posto di fare freccia su faccio freccia giù, poi quando devo fare l'avvicinamento mi trovo meglio, cioè più che altro se no mi dà dei problemi. No, non così però, aspetta, scusate. Ok, boh. Perfetto, stiamo scendendo come dei aspetta, ok. Ciao. Facciamoci un'esternazza. E stiamo scendendo verso Catania. Bellissimo aeroporto, meraviglioso, una città stupenda. E si gode. Siamo a 210. Ok. Noi ci siamo. Devo adesso settarmi anche i tasti per la telecamera. Il problema è che dopo devo cambiare il PC e tutto quanto, devo rifare tutto. E quindi devo rifare le cose due volte, va bene. Poi stiamo scendendo ancora, manca però, quindi... Vediamo. Insomma, il giusto manca, Quindi fai così, dopo va per così. Ok. Secondo me non serve mettere sul computerino la rotta. Ci provo, raga, vediamo se fa vaneggia. L'altra volta l'abbiamo messa. Stavolta secondo me non serve, perché è tutto automatico. È già te la preimposta già, secondo me. Oh, vediamo.
Se non va faremo un circuito diverso e perderemo quei quarto d'ora, 20 minuti. Tanto ritaglio ovviamente. Mamma mia. Stanno arrivando i tuoni cumendiani. È la realtà. 1-5-0. Mike Romeo. Ok. E noi scendiamo, e noi scendiamo. Mira, ma guardate la Sicilia. Descend and maintain 9,000 feet Airbus. Ci siamo. Mike Romeo. 9 a molla. Scendiamo a 9000. Ormai non siamo lontani, Però ho sempre come l'impressione che mi fa scendere tardi. Perché cacchio, non è che siamo lontanissimi, cacchio. Ma speriamo. C'ho sempre questa, come si dice, sensazione. Boh. Vabbè, vediamo, insomma, tanto scende a 9000. Però c'è poca... Vabbè. Vedremo. Tanto noi ci godiamo. La meravigliosa Sicilia con l'Etna. Aspetta. Con l'Etna qua. Ciao fiori. Guardate che roba. Tramonto siciliano a dir poco spaventoso. Che fa un po' schifo, una cosa, sinceramente. Aspetta, qua ci vuole uno screenshot di quelli proprio perfetti. Ok. Mamma mia, non ha senso. Quota 500. C'è 5, sì, 5. 5,000 feet Airbus Golf Mike Romeo. 5-0. Scenari mozzafiato. Ok. Perfetto. Adesso dobbiamo fare tutto. Adesso qua abbiamo un po' di rallentamento, poca roba ma c'è. Adesso dobbiamo scendere a 5-0. E si gode. C'è tensione, Beppe, c'è tensione. Si è tolto le notifiche, fa schifo vedere aeroporto di proprio una roba, una cacchiata proprio. Golf Mike Romeo, you are 26 miles northwest. Maintain present heading and altitude. Expect ILS Whiskey runway approach. Transizione naso, motorizzato per naso. Allora, aspetta, vediamo se effettivamente è così. Io non tocco niente. Expect ILS Whiskey runway approach via NASM transition. Allora, F-Pla. Airbus Golf Mike Romeo. Ok, LS8 NASOM, quindi non serve fare un cazzo, assolutamente. Sono convinto che sia così. L'unica roba dice di mantenere l'altitudine, su questo sono un po' dubbioso. 5000. Vediamo. Qua mi si blocca a 6000, allora io così non capisco. Se io che sbaglio qualcosa sicuramente metto la freccetta bassa al posto di quella alta e mi va giù. Sarà sicuramente un mio errore, raga, ve lo dico già. Siamo a 3000, come detto da lui. Sono impanicato, lo ammetto. Abbiamo dei problemi di frame che si stanno risolvendo, a posto. E adesso tocca solo a me. Sì, il mio l'ho fatto, nel senso tocca a sto cacchio di 320 di atterrare. Boh. Ciao. Adesso bisogna goderci l'esternazza pura però, Come sempre parto un po'... no, vabbè, no, basta. Basta. Mamma mia. Sublime. Catania.
Dobbiamo solo sperare nella cioè nel non cappellare. Perché stavolta non ho impostato niente sul computerino perché teoricamente è tutto già fatto da lui. Ho paura, raga, ho paura. Airbus Golf Mike Romeo, you are 13 miles west of Catania. Contact Catania Tower on 118.7 when inbound. Ho paura, ho paura. Tower on 118.7 Airbus Golf Mike Romeo. Ti prego, vecchio, ti prego. Catania Tower Airbus Echo Charlie Golf Mike Romeo 12 miles west. Ma le S0. Oh. Runway 8 approach. Ah, oh, pista. Oh. Airbus Echo Charlie Golf Mike Romeo Catania Tower. Autorizzato avvicinamento ILS Whiskey Runway 8. Altimeter 29.82 wind 351 at 19er. Ti prego. Tower Airbus Echo Charlie Golf Mike Non Romeo, cappelliamo, ground Beppe. ILS Whiskey Runway 8 approach. Airbus Echo Charlie Golf Mike Romeo Catania Tower. Autorizzato avvicinamento ILS Whiskey Runway 8. Devi scendere però. Devi scendere, devi scendere. Devi scendere, devi scendere. Tanto abbiamo l'Etna. ILS Whiskey Runway 8 Airbus Golf Mike Romeo. Yes! Yes! Blowjob, Cube! Blowjob! Quindi non serve impostare niente sul computerino perché fa tutto lui. Perfetto. Tutto iper regolare. Iper regolare, ragazzi. Iper regolare. È tutto iper. Questo lo togliamo dai maroni. E ci regaliamo l'ultima esternazza. Vai. Mamma mia, ragazzi. Sublime. Tutto sublime. Tutto sublime. Noi sempre, vabbè, le licenze mie poetiche di comunque l'estensione Flaps e carrello prima del dovuto, ragazzi, consentitemela perché mi cago addosso. Boh. Ora tocca a noi. Ok. Qua va tutto perché a volte si bugga un po' l'abitacolo. Airbus Golf Mike Romeo cleared to land runway 8. Wind 350 at 19er. Perfetto, lui comunque, devo dire, io ho tanta paura, robe così, però è passato da 5.000 a 3.000 nella tempistica giusta, non sono stati bug, stavolta neanche errori miei, quindi va bene qua, mamma mia. Tempo curioso qui a Venezia. C'è un po' di vento. Spero non ho fatto foto a Firenze, però dai, dopo vado. Sicuramente. Boh. Noi ci siamo, con l'Etna alla nostra sinistra. Il mare davanti a noi. E non lo so, a destra cosa c'è. Vediamo se riusciamo a fare un touchdown cumendiano, speriamo. E faccio andare proprio in Autoland, cioè negli ultimi secondi me lo prendo, perché io, come ho detto, amo più la parte artistica del gioco, la grafica, la simulazione ci sta, ma mi basta questo, nel senso non mi piace fare il mio, ma nella maniera giusta. Vabbè, se penso, c'è un volo fatto a Catania con FSX, leggermente diversa la grafica, ma di poco, 300. Fontana sono dei più belli aeroporti d'Italia, secondo me. Leggero lag, vabbè. Registrazione così, fioi.
Qua vabbè, c'è bisogno del PC nuovo con tutto il processore a 6 anni per il processore. Allora. 100, Ok. 60, 50, 40, 30, 20. Retard. 5. Ok. Qua sbando un po', non capisco il perché. Ok. Dai. Ne ho visti di più brutti. Airbus Golf Mike Romeo. Ok. Taxiway. Ma scusa un attimo. Ecco. Boh. A posto. E rulliamo. Faccio io perché se aspetto il copilota ci mettiamo 10 anni. Fatta raga, fatta. Airbus Golf Mike Romeo. Exit runway when able. Airbus Golf Mike Romeo. Contact ground on 129.725. 129.725. Sono un po' veloci, però. Mike Romeo. Guarda che roba, guarda che roba. Ma quindi, scusa, Continue ground. Airbus Echo Charlie. Golf Mike Romeo. Request taxi to the gate. Airbus Echo Charlie. Golf Gate Mike 23. Gate 23. A Michael Jordan Gate. Taxiing to gate 23 Airbus Golf Mike Romeo. Ottimo. Ma cosa c'è? Va bene. Vabbè, dopo vedremo qua. Qua adesso non so, forse c'è qualche texture da sistemare, non si sta caricando bene. Anche perché sta facendo brutto tempo, secondo me qua è più la connessione il problema. Comunque spettacolo, basta. L'unica roba è che non vedo mai aerei atterrare, decollare, questo mi fa un po' strano. Per qua vedo un po' ovunque, ma non so se a Fontana Rossa ci sono delle specie di pozzanghere, robe così, non lo so onestamente, non conosco. Qua ci sono, però mi stanno aspettando i nostri amici. Guarda, guardalo! Guardalo, no, che mi dai segnali, ciao. Guardate questa robina qua, questa è Paul e Mangai, signori. Ok. Servizi di terra. Vediamo se lo fa stavolta. Continue ground Airbus Echo Charlie. Golf Mike Romeo. Could you please connect the jetway to the aircraft? Airbus Echo Charlie. Golf Mike Romeo. The jetway is going to be connected. Vediamo se lo fa. No, ciao. Ciao ragazzi, ciao, è fatta, è fatta. È fatta, raga. Un saluto del comandante veneziano, ci lasciamo così. Con questa immagine sublime. Eccola qua. Adesso però voglio fare un po' di drone qua a Catania e anche a Firenze. Raga, un saluto del comandante veneziano. Ciao!